Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura la cronaca. È caccia alla banda che questa notte ha assaltato lo sportello automatico della Banca Ter di Basaldella di Campoformido. I malviventi hanno praticato 2 fori che hanno consentito loro di impossessarsi del denaro contenuto nella cassetta di sicurezza. Lo sportello resta fuori uso ma la banca è aperta, come ci riferisce Paola Treppo. Siamo in piazza Umberto I a Basaldella di Campoformido. È l'1:30 circa quando scatta l'allarme questa mattina presto in questo istituto bancario per un assalto che inizialmente sembra essere, diciamo, il classico assalto a cui siamo abituati negli ultimi anni, ovvero con l'impiego di esplosivo. In realtà la modalità di tentato furto o di furto negli erogatori automatici di denaro degli istituti bancari è cambiata. I malviventi praticano dei fori nello sportello, quindi aprono la parte di plastica diciamo dove normalmente si digitano il codice oppure dove viene erogato il denaro e inseriscono dei cavi, si collegano con il sistema interno e danno l'indicazione, proprio come se si trattasse di un vero e proprio prelievo fatto da un cliente normale con una tessera bancomat, di erogare del denaro. In questo caso è stato rubato un quantitativo di denaro pari a circa 3.000 euro. Questo che cosa comporta? Che l'allarme diciamo, viene dato solo in un secondo momento alla banda, ha la possibilità di fuggire, non c'è esplosione ma c'è comunque un furto. In questo caso le banconote non sono segnate quando c'è un'esplosione di un bancomat normalmente possono risultare rovinate oppure l'inchiostro può danneggiarle, quindi rendendole identificabili e quindi non spendibili da parte dei malviventi sul mercato illegale. Ancora cronaca, versa in gravi condizioni, ricoverato in prognosi riservata al Santa Maria della Misericordia di Udine, un motociclista di Udine di 46 anni che questa mattina intorno alle 5 ha perso il controllo della sua Suzuki tra Piazzale Osoppo e Chiavris. È andato a schiantarsi contro l'aiuola spartitraffico e la moto è finita a un'ottantina di metri dal punto dell'impatto. Immediata la chiamata al 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza. Sono intervenuti anche i carabinieri della radiomobile della compagnia di Udine, impegnati ora a ricostruire la dinamica dell'incidente. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Udine, la moto è stata sposta sotto sequestro. 7 lavoratori in nero su 12 occupati. Nei guai un'azienda agricola dei Colli Orientali. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Udine hanno svolto alcuni servizi di controllo mirati alla verifica del rispetto delle norme anti-Covid e di quelle di materia di lavoro nel settore dell'agricoltura, con particolare riguardo alle attività di vendemmia. L'esito dei controlli svolti lo scorso fine settimana ha portato a punto la sospensione dell'attività imprenditoriale di un'azienda agricola che occupava in nero 7 lavoratori su 12. Tutti di nazionalità italiana. Sono state elevate sanzioni amministrative per 23.000 euro complessivi. Nottata movimentata nel Trevigiano, dove è stata registrata una serie di scosse di terremoto a pochi chilometri da Caneva e dal Friuli occidentale. Alle 0,45 e alle 0,46 i sismografi dell'OGS hanno rivelato 2 movimenti tellurici, rispettivamente di 3,7 e 3,5 gradi della scala Richter, localizzati a 6 e 5 km a nord-est di Segusino, in provincia di Treviso. Una terza scossa, questa volta di 2,6, è stata registrata sempre con epicentro a Segusino all'1,32. Nessuna segnalazione è giunta alla sala operativa regionale o al numero unico emergenza NUE 112 e non si segnalano feriti o danni. L'evento è stato avvertito principalmente nelle aree limitrofe all'epicentro. Il colosso del tabacco BAT si prepara a sbarcare a Trieste, dove realizzerà un nuovo polo produttivo e non solo, da 20.000 metri quadrati. L'investimento da 500 milioni di euro è stato presentato questa mattina alla presenza tra gli altri dei ministri Giancarlo Giorgetti e Stefano Patuanelli e del presidente della regione Massimiliano Fedriga. Il nuovo centro di innovazione è Better Tomorrow Innovation Hub, ha spiegato l'amministratore delegato della British American Tobacco Roberta Palazzetti. Darà lavoro a 2.700 persone. Il polo sarà realizzato nell'area franca di Bagnoli della Rosandra. Così, ha commentato Zeno D'Agostino, siamo davvero autorità di sistema, non solo portuale. Siamo nelle condizioni di poter attrarre nuovi investimenti. Vediamo il servizio.
Questo è un investimento per il futuro. Parliamo infatti di un Better Tomorrow Innovation Hub, quindi di un'innovazione, di un centro di innovazione che si compone di due aspetti. Uno è l'aspetto dello sviluppo e della produzione delle nostre categorie innovative di riduzione di rischio, quindi qua verranno prodotte 4 tipi di categorie: il tabacco riscaldato, le sigarette elettroniche, il modern oral che non è ancora presente in Italia, ma si tratta di prodotti per l'uso orale che rilasciano nicotina, e anche prodotti medicinali che BET ha nel suo portafoglio di terapia antifumo. Il secondo aspetto di innovazione non è solo sul prodotto, ma è la creazione di una digital hub, quindi di un centro di innovazione digitale che lavorerà con i suoi corrispondenti globali, uno in America, l'altro in Asia, per i prototipi di prodotti futuri, ma anche sull'intelligenza artificiale, i data analytics, sulla parte del marketing. Stiamo parlando di un investimento per la costruzione di un polo di 20.000 metri quadrati, parliamo di 12 linee produttive, parliamo di un'occupazione diretta di 600 persone e indiretta di 2.100 persone, quindi 2.700 persone. Questo è nell'immediato. Quello che voglio dire è che questo centro è al cuore della strategia di sviluppo futuro di BET. Parliamo di 50 milioni di consumatori che vogliamo avere entro il 2030, parliamo di un fatturato di 5 miliardi. Oggi più che mai siamo autorità di sistema e non autorità portuale. Si parla di grandi numeri, di centinaia di milioni, di 2 fasi fondamentali. La prima, diciamo, è quella che è già suggellata da un contratto e che partirà da domani mattina all'interno di Frieste con nuovi edifici e quant'altro, con assunzioni che inizieranno entro la fine dell'anno, e quindi torno a dire parliamo di qualcosa di importante. Chiudo veramente e chiudo con un ulteriore ringraziamento. Innovazione e sostenibilità sono le 2 facce della stessa medaglia. Si è riorganizzato il modello di gestione della governance logistica e industriale di questo territorio, anche quella è innovazione, per questo che pensiamo di avere le carte in regola anche per ulteriori passaggi, anche magari con altri investitori nei prossimi mesi. I risultati del voto in Germania, che ha visto il sorpasso dei socialdemocratici sul CDU e la fine dell'era Merkel, potrebbero avere ripercussioni anche sull'assetto del Parlamento europeo. Questo il commento dell'eurodeputato Marco Dreosto sull'esito delle urne. Finisce l'era Merkel in Germania. Dopo il voto di ieri, l'SPD, partito socialdemocratico, si è imposto, seppur di poco, davanti al blocco del CDU. L'SPD ha conquistato il 25% dei voti, risultando il migliore da anni, mentre l'Unione si è fermata al 24%, ai minimi storici. Numeri che, secondo l'eurodeputato friulano Marco Dreosto, potrebbero anche influenzare il futuro assetto del Parlamento europeo. Alla luce dei risultati possiamo confermare che il CDU non è il primo partito più in Germania, quindi contrastato dalla sinistra. I Verdi non hanno avuto nessun risultato eclatante. Questa situazione viene a creare sicuramente un problema anche all'interno del Parlamento europeo, dove il Partito Popolare in particolare si trova in questo momento a dover prendere delle decisioni importanti. Ritengo che il momento storico evidentemente richiede l'attenzione da parte di tutti, ma soprattutto anche dei gruppi che in questo momento sono all'opposizione all'interno del Parlamento, che potrebbero veramente fare la differenza, soprattutto alla prima scadenza che avremo a dicembre, tra dicembre e gennaio, la rielezione del nuovo Presidente proprio del Parlamento europeo, oggi Sassoli, che probabilmente verrà messo in discussione da questo nuovo assetto che non ha sconvolto solo la Germania, ma probabilmente l'intero Parlamento europeo. L'umidità agevola i contagi. A spiegarlo e a dimostrarlo è una ricerca internazionale condotta dagli Atenei di Udine, Padova e Vienna, che dimostra una volta per tutte il rischio che hanno nella trasmissione delle infezioni anche le goccioline più piccole prodotte con i colpi di tosse o gli starnuti. Un fenomeno che si verifica più facilmente d'inverno, quando le gocce piccole rimangono sospese in aria più a lungo, anche per ore, proprio a causa dell'elevata umidità che ne rallenta ulteriormente l'evaporazione, aumentando conseguentemente il rischio di diffusione del contagio. La ricerca, pubblicata dalla rivista scientifica internazionale PNAS, mira a sensibilizzare le autorità sanitarie pubbliche su questo specifico rischio di infezione e potrebbe ora riscrivere le attuali linee guida sanitarie. Gli strumenti di ricerca che abbiamo a disposizione adesso, spiega Alfredo Soldati, ordinario di fluidodinamica dell'Ateneo Friulano, consentono di formulare raccomandazioni scientificamente valide, ad esempio per quanto riguarda le mascherine e le distanze di sicurezza.
Udine può vantare una nuova centenaria, è la signora Maria Gon, per tutta Via Varmo Nonna Maria, che è stata festeggiata da tutta Sant'Osvaldo per questo importante traguardo. A portarle i suoi personali auguri anche il sindaco del capoluogo friulano Pietro Fontanini, che ha voluto celebrare questa importante ricorrenza insieme ai figli e ai nipoti di Maria Gon. E con questo è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con A voi la linea. Buon pomeriggio.